Daydream anticipazione episodio 71. Jeanne e Sanem annunciano a tutti che stanno insieme. In questa puntata Sanem rivela finalmente alla madre la sua storia d'amore con Jeanne e inizialmente Mackie Ben non la prende bene, specialmente a causa delle bugie che la figlia le ha raccontato. Il giorno successivo Sanem e Jeanne si incontrano sulla scogliera e lo mette a corrente che ha deciso di lasciare l'agenzia perché lì la situazione si sta facendo pesante. Jeanne non vuole assolutamente, cerca di rassicurare la sua ragazza e afferma di volerla sempre accanto. Sanem aggiunge inoltre che se la loro relazione continuerà, presto Mackie Ben comincerà a pressare sulla questione matrimonio. Jeanne la coccola e rincuora Sanem e inaspettatamente le dice di lasciarla fare perché si sposeranno. Dopo la conversazione sulla scogliera, Jeanne e Sanem tornano in auto in ufficio. Sanem gli fa notare che ha un sorriso sciocco sul suo viso, poi aggiunge che non vuole che lui si senta costretto a sposarla. Entrano in agenzia e Jeanne la prende per mano per poi annunciare a tutti che loro due stanno insieme e che Sanem è la sua fidanzata. Darren chiaramente non la prende bene ed è palesemente provata dalla notizia. Mentre gli altri impiegati rimangono senza parole, solo Gégé e Gulitz sembrano essere felici per loro. Jeanne bacia le mani di Sanem di fronte a tutti e poi, sempre tenendola per mano, l'accompagna nel suo ufficio. Sanem è ancora incredula e non si capacita di come sia stato facile dare la notizia a tutti. Jeanne le propone di portare la sua scrivania lì per lavorare in modo più veloce e facile e poterla baciare senza problemi. Mentre parlano, Sanem si avvicina alla scrivania di Jeanne e fa cadere inavvertitamente le sue pietre. Quella bianca si spezza in due. Sanem è mortificata, ma Jeanne cerca di rasserenarla e non dare peso alla cosa. Sanem torna al lavoro e ha gli occhi di Darren puntati continuamente su di sé. Gégé, che ha notato la cosa, le regala un amuleto contro il malocchio perché Darren la osserva di continuo. Intanto Osman incontra Leila e le chiede come stia, dopo averla vista così triste la sera precedente, subito dopo la rottura con Emre. La ragazza gli risponde che suo malessere passerà e che non andrà a lavorare per evitare di vedere il suo capo. Osman invita Leila a bere un tè. Lui è molto felice di essere lì con lei, anche se vengono interrotti dal tentativo di chiamata di Emre. Successivamente Osman raccompagna Leila e le dice di chiamarlo se avesse bisogno di qualcosa. Leila telefona a Sanem e le racconta quanto è successo, dicendole che le ha fatto bene stare un po' con Osman. Sanem racconta alla sorella che Jeanne ha annunciato a tutta l'agenzia che si sono fidanzati. Dice poi a Leila che Emre ha chiesto di lei a Gulitz e lei ha detto che stava male. Poi Emre chiama Sanem e vuole sapere come mai Leila non sia andata a lavorare. Sanem gli dice che se fosse stato davvero interessato a Leila non si sarebbe comportato così con lei, soprattutto perché lei è una soda indipendente da tanti anni. Leila nel frattempo decide di dare una mano a Nihat nel negozio. Emre raggiunge Leila al quartiere, ma lei non vuole parlargli. Lui le chiede un po' di tempo, non vuole perderla, non vuole che lei perda il suo lavoro. Da lontano Osman li vede discutere e corre subito in suo soccorso. Non vuole che Mirre le stia vicino. Leila chiede a Mirre di non metterla in imbarazzo e lui decide di andarsene, ma prima dice a Osman che si incontreranno di nuovo e lui risponde che l'aspetta. Leila e Osman fanno una passeggiata e lui le chiede se si sente meglio, ma lei non è certa. Lui le dice che è bella e intelligente e che può permettersi tutto ciò che vuole. Adesso non ci resta che guardare l'episodio. Io vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Bye bye!